Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti. Un saluto che va in particolare a quanti sono presenti qui nella prestigiosa Sala Cuoi del Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale del Veneto, per il cui invito ringrazio il Presidente dell'Assemblea legislativa Roberto Ciambetti e con lui tutto l'ufficio di presidenza, ma un caro saluto va anche a quanti, e sono tanti, ci risulta, sono collegati in questo momento tramite Facebook, la diretta che è garantita anche attraverso il sito istituzionale appunto del Consiglio regionale. Il pesce sarà anche piccolo, ma non è muto. Non potevo rimanere in silenzio, dice Francesco Zambon, che saluto e ringrazio, in questo libro, il cui titolo, Il pesce piccolo appunto, rimanda evidentemente all'esemplare che inevitabilmente nell'immaginario collettivo è un po' destinato a finire in pasto ai grandi squali, ma è un richiamo anche a quella creaturina che forse più agevolmente di tante altre riesce a sgusciare via dai varchi delle reti, così ci piace pensare. E oggi parlerà questo pesce che non è muto, e come se parlerà in questa presentazione che di fatto per Feltrinelli è una prima nazionale, è un omaggio dell'autore e del suo editore alla città di Venezia, qui dove tutto è cominciato e sta continuando, ma immaginiamo che possa essere anche, Presidente Ciambetti, un omaggio di Venezia, capoluogo del Veneto, e del suo Consiglio regionale al personaggio appunto che oggi è nostro ospite. Presidente, il vostro, è stato solo un gesto di cortese ospitalità o è un segnale forte di riconoscimento? Sa perché glielo chiedo? Perché in questi mesi in cui per il mio giornale, il Gazzettino, mi sono occupata di questa vicenda, ho registrato il fatto che per la prima volta un'istituzione prende così apertamente posizione al fianco di questo uomo, un medico per 13 anni funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che da un anno denuncia fra isolamento e intimidazioni un clima di pressioni e conflitti di interesse all'interno della stessa OMS. È così? Grazie Angela, ed è sicuramente una presentazione, mi permetto di dire, che va anche nel solco di cose che abbiamo già fatto negli anni scorsi. I libri di inchiesta sono libri che secondo me vanno assolutamente aiutati, propagandati, resi noti. Mi pare che il pesce piccolo non abbia grande bisogno di propaganda, perché guardavo ieri sera su Amazon se potevo comprarlo e è esaurito, nelle librerie di Venezia è esaurito, quindi vuol dire che l'inizio è già stato, diciamo, adeguatamente attenzionato dai lettori e dal pubblico che vuole approfondire appunto cose particolari, specialmente le cose successe in quest'anno post pandemia. È sicuramente un riconoscimento anche all'uomo Francesco Zambon. Ricordo che con Francesco Zambon abbiamo organizzato una riunione dell'OMS nel 2016, abbiamo portato qui Margaret Chan, che era la direttrice dell'OMS diciamo, di quel tempo, e quindi un'attività che mi permetto di dire anche con l'OMS è stata per la Regione Veneto anche di leale collaborazione da parte nostra. Ricordo che ospitiamo gli uffici dell'OMS presso l'ospedale San Giovanni di Venezia, ed è una cosa che noi, ripeto, abbiamo sempre fatto con lo spirito di leale collaborazione. Leggendo qualche trascrizione di chat, forse non tutta l'OMS vede il Veneto appunto come un interlocutore che dovrebbe essere trattato lealmente. Devo dire ad esempio che in una videoconferenza che ho fatto col direttore Klughe mi pare inizio marzo, lui ringraziava la Regione appunto per questa ospitalità, però appunto leggendo qualche chat o qualche mail non so se tutta l'OMS è sempre stata verso il Veneto così attenta diciamo, e leale, mi permetto di dire. Quindi abbiamo voluto fare questo perché proprio intanto mi auguro anche di dare una ripresa di normalità, perché ricordo che ad esempio la scorsa legislatura abbiamo presentato in questa sala quasi un centinaio di libri importanti, qualcuno magari un po' meno, però sempre testi che avevano una valenza di assoluto rilievo. Ripeto, Il pesce piccolo è il titolo del momento, chiamarlo un instant book è riduttivo, però ripeto, fare luce su quello che è avvenuto
in quest'anno, specialmente all'inizio della pandemia, e magari capire anche se l'OMS, che è un organismo deputato in teoria a gestire e a prevenire situazioni come queste, ha fatto tutto quello che poteva fare, soprattutto trasmissione di notizie, trasmettere le best practice dove ce ne sono state. Ripeto, per quello che abbiamo letto sui giornali e per quello che leggerò nelle prossime ore da questo libro, forse non tutto ha funzionato come doveva funzionare. Quindi mi sento di dire che come istituzione del Consiglio regionale promuovere, far conoscere libri come questo, secondo me, è assolutamente importante. Quindi ringrazio io invece voi appunto per la presenza, Angela Pederiva che ha sicuramente un'ottima tastiera ma anche un passato sulle reti televisive locali e anche la giornalista secondo me più adatta per stimolare e far conoscere meglio lo scrittore Francesco Andrea Zambon, ma sicuramente il professionista che ha lavorato nell'OMS fino a poco tempo fa e che per le vicende che sappiamo e che leggeremo sicuramente meglio nel libro, invece in questo momento sta cercando di spiegare le cose che non funzionano, e l'ho sempre visto sia nelle interviste sia nelle trasmissioni televisive, sempre con uno spirito per migliorare, per riuscire a far sì che anche certe organizzazioni possano essere di aiuto e non di ostacolo nei momenti in cui dovrebbero servire maggiormente. Quindi io cedo la conduzione della giornata ad Angela Pederiva. Grazie Presidente Ciambetti per le sue parole e anche per aver toccato molti dei temi che vorremmo sviscerare in questa nostra conversazione. Allora, dottor Zambon, rieccoci, Venezia, come un po' fare un passo indietro a quegli ultimi giorni di febbraio del 2020, quando la città era avvolta in un'atmosfera rarefatta, una città stordita da un carnevale interrotto anzitempo, bruscamente, la fuga dei turisti, la paura per un virus allora completamente sconosciuto che lentamente e inesorabilmente andava a insinuarsi nelle nostre vite. 1 anno e 3 mesi dopo siamo qui, 15 mesi che lei ha trascorso in una sua particolarissima prima linea a denunciare, come dicevamo prima, pressioni, veleni, attacchi, mancanza di trasparenza. Ora il vaccino sta forse, speriamo, mettendo all'angolo il Covid, ora l'OMS Gate è diventato un caso internazionale. Posso chiederle subito com'è cambiata la sua vita in questo anno e 3 mesi? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e prima di rispondere alla domanda vorrei veramente ringraziare di avere questa possibilità e di essere in questa fantastica, bellissima sede. Per me venire qui a camminare a Palazzo Ferrofina è stata proprio un'emozione, con questo cielo blu, in questa giornata bellissima, per me è veramente un giorno memorabile e quindi vi ringrazio della possibilità. Mi viene in mente il pesce piccolo poi presentato a Venezia, quindi proprio qui nel cuore della laguna, insomma è un pesce piccolo forse lagunare che però va anche in mare aperto, se il Mose non si oppone, diciamo. La mia vita in questi 15 mesi è cambiata completamente. Diciamo che all'inizio io ho cominciato ad occuparmi di questa cosa a fianco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in sua difesa, perché è un'organizzazione comunque in cui io credo, nonostante tutti i problemi che ci sono stati, e all'inizio mai avrei pensato che l'OMS, invece che aiutare me e aiutare se stessa, si fosse invece proprio scagliata contro. Sono stati mesi duri, ma soprattutto negli ultimi mesi, poi dopo quando ho anche deciso di dimettermi, ho visto tantissima solidarietà da parte della gente, questo mi ha fatto tantissimo piacere e mai mi sarei aspettato, ecco, una cosa del genere, anche con la comparsa di un gruppo spontaneo su Facebook, tutti con Francesco Zambon, che non è tanto per il nome che ha, ma quanto perché le persone che sono lì, e sono già 7500, vogliono ispirarsi un po' ai principi di trasparenza, no? E di integrità, e questo mi fa molto piacere perché se un pesce piccolo riesce a risvegliare qualche animo è veramente un grandissimo successo per me.
In questi primi minuti di conversazione avremo pronunciato già qualche decina di volte l'acronimo OMS, una parola che secondo i vertici della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare dell'ufficio legale, noi non dovremmo nemmeno pensare, No, addirittura è stata diffidata la casa editrice sì. Feltrinelli dall'usarla. Ci racconta questo episodio? Sì, è veramente un episodio singolare. Infatti mi viene il dubbio che tutti i libri li abbia acquistati l'OMS. Visto No, il sold out. non credo così perché comunque è in ristampa e sarà disponibile già dai prossimi giorni. Sì, è arrivata una lettera di diffida alla casa editrice da Feltrinelli dicendo che non poteva essere utilizzato l'acronimo e questa è una cosa veramente singolare perché non è che ogni volta che si usa l'acronimo OMS bisogna chiedere l'autorizzazione, no? Anche perché comunque il libro potrebbe essere anche in totale favore dell'OMS. È arrivata prima in inglese, poi dopo è stata rispedita un'altra volta in italiano, quindi c'era una certa volontà insistente di cercare di fare un po' di paura. Io però dopo tanti mesi e conoscendo bene l'OMS insieme anche al mio avvocato e agli uffici legali della Feltrinelli abbiamo insomma, considerato questo come un atto intimidatorio a cui io non sono purtroppo per niente nuovo. Mi dispiace molto perché è una ennesima brutta figura forse che l'organizzazione fa, perché di fatto il libro parla certamente dell'OMS e non ne parla bene nella storia, ma per arrivare ad un OMS migliore, quindi non è un libro contro l'OMS, ma un libro per l'OMS. E noi di questo parleremo. Allora, torniamo a quella Venezia, una piazza San Marco semideserta, lei va a bere forse l'ultimo aperitivo in presenza appunto di quel periodo prima del lockdown, sta sorseggiando un calice di prosecco quando le arriva una chiamata da Copenaghen. A telefonarle è Hans Kluge, che è il direttore di OMS Europa, il quale le chiede formalmente di diventare il coordinatore OMS per le regioni per la gestione dell'emergenza Covid, ruolo nel quale tra l'altro lei entra anche nel comitato tecnico scientifico della Regione Veneto nominato dal presidente Luca Zaia. Lei quella sera un po' si sente tremare le gambe, però anche accetta e da lì matura un'idea, cioè l'opportunità di redarre un rapporto che possa aiutare agli altri paesi, all'epoca più indietro dell'Italia, nell'affrontare questo mostro sconosciuto, come comportarsi. Insomma, un riassunto di quelle che potremmo definire con termine contemporaneo best practice, appunto. Cosa doveva essere nella sua testa, appunto, questo testo? Andò proprio così, ero proprio in piazza San Marco, approfittavo di quell'iniziativa che c'era in quei giorni, quando anche i residenti, diciamo, no, popolavano la piazza in quei giorni nei caffè storici. E appunto mi venne dato questo incarico e senza istruzioni precise, a dire la verità. Io pensai quale poteva essere la cosa più utile sia per il mio paese ma anche per i paesi europei. Per il mio paese organizzammo tutta una serie di seminari, ne abbiamo fatti 40 per anestesisti, direttori di presidi ospedalieri e abbiamo messo in piedi una rete di 1500 professionisti che serviva un po' per passarsi le conoscenze da una parte all'altra dell'Italia e questa è stata secondo me la cosa forse più importante che l'ufficio di Venezia ha fatto in quei mesi che erano veramente drammatici perché man mano che l'evidenza si produceva, prima che si arrivi a produrre un articolo scientifico, passano dei mesi, mentre questi invece attraverso i nostri seminari ne facevamo 4 alla settimana, riuscivamo a diciamo, avere un trasferimento di conoscenza. Però questo era per l'Italia. Per il resto del mondo invece quello che avevo in testa era quello di passare un po' i messaggi che erano forse ovvi diciamo, durante la risposta della prima ondata per il pubblico italiano, ma certamente non lo erano per tutti gli altri stati del mondo. Quindi in una maniera sistematica mettere insieme la conoscenza in una cosa che non era stata fatta per esempio nella Cina, perché dalla Cina arrivavano sì informazioni ma molto frammentarie e quindi non erano utili al resto del mondo. In realtà quello che abbiamo fatto noi in Italia probabilmente lo avrebbe dovuto fare la Cina, che era stato comunque il paese più colpito. E cito anche nel libro uno storico israeliano dice che quando non c'è una terapia efficace e quando non c'è un vaccino, e all'epoca mai si sarebbe immaginato che dopo un anno ci sarebbero stati così tanti vaccini, quando siamo in queste condizioni l'unica cosa che l'essere umano può fare è quello di trasferire la conoscenza, di passare la conoscenza da un paese all'altro. C'è un capitolo del libro che dice da Milano a Teheran, perché lui fa proprio questo discorso. La conoscenza che si acquisisce oggi a Milano può salvare la stessa sera una vita a Teheran.
Questo ovviamente se c'è un passaggio di informazioni in maniera trasparente e genuina, cosa che possiamo dire non è avvenuta. Se il pesce piccolo è un instant book, per citare le parole del presidente Ciambetti, anche una sfida senza precedenti, il titolo di quel rapporto, voleva essere per l'appunto un documento in tempo reale. L'immediatezza sarebbe stata una delle caratteristiche pregnanti appunto di quel documento, tant'è che voi mettete in piedi una squadra di una ventina, se non sbaglio, di autori, fra ricercatori, autori appunto di contenuti, grafici, comunicatori, e il tempo è record, 32 giorni. Sì. Ce lo riassume, se dovesse essere in un tweet, il senso di quel lavoro cos'era? Ma il senso di quel lavoro era veramente una specie di missione per noi, eravamo veramente molto motivati e il gruppo di 10 autori, poi dopo c'erano altri collaboratori per tutti gli altri aspetti del rapporto, e per la stesura del rapporto che poi dopo è stato censurato avevamo Wim Vanlerberg, che è un professionista molto noto, ex funzionario dell'OMS, che ha scritto 4 rapporti mondiali sulla salute, quindi sa bene il suo mestiere, una bella penna, come si direbbe anche, quindi sa descrivere bene e cogliere perfettamente quali sono gli aspetti salienti. Ed eravamo motivati, c'erano degli economisti dentro, esperti in comunicazione, epidemiologi, medici, ognuno valutava la sua parte e quello che volevamo fare era una descrizione narrativa della risposta dell'Italia alla prima ondata. Non era una valutazione come poi dopo invece è stato detto, ma no, ma si è detto che è caos, creativa, improvvisata. Sì, sono 3 parole, ma il rapporto di 102 pagine era una cosa un pochettino diversa. Quindi eravamo veramente con il fuoco dentro, diciamo, e addirittura rispetto ad una linea di produzione di questo prodotto che era già in tempi strettissimi, l'abbiamo addirittura accorciata a 32 giorni perché l'Italia stava entrando nella fase 2 qualche giorno prima rispetto a quello che invece si pensava quando noi avevamo iniziato questo rapporto. E per essere utili dovevamo quindi assolutamente uscire quando l'Italia entrava in fase 2, in modo che gli altri paesi che avrebbero letto il rapporto sarebbero stati un po' pronti. Arrivavano domande un po' di tutti i tipi da varie parti d'Europa, tipo ma come fate il lockdown, che tipo di legislazione adottate, i cittadini come lo recepiscono, lo fanno, non lo fanno, perché un conto è farlo in Cina, un conto è farlo in Italia, insomma una cosa che non è mai successa. Quindi le domande erano tante a cui abbiamo cercato di rispondere. Le propongo alcuni flash per quel periodo di gestazione. Per esempio, il finanziamento. Fu il Kuwait a sostenere economicamente quella produzione con $102.000, quota Sì. parte di una donazione da 60 milioni di dollari all'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui 5 milioni all'Italia per alcuni acquisti di materiale sanitario. Acquisti che non sono mai stati fatti? No, gli acquisti non sono mai stati fatti e i soldi sono stati restituiti al ricco donatore. Non ne avevamo bisogno? No, credo che ne avessimo bisogno e poi per lungaggini burocratiche, purtroppo questa era una cosa che non seguivo io, e la cosa si è persa e abbiamo perso 3 milioni. Perché il Kuwait? Il Kuwait ha dato questi 60 milioni all'OMS, che è una donazione piuttosto consistente anche perché è venuta quando all'epoca, adesso forse si fa fatica a ricordarsi, ma c'era Trump che diceva io vi tolgo i finanziamenti e così tra l'altro era in direzione per fare a maggio dello scorso anno. E i paesi diciamo più ricchi hanno fatto molte donazioni. Io credo che avessero il terrore di essere, e poi avevano visto giusto, che il Covid si sarebbe sparso un po' in tutto il mondo, cosa che a quell'epoca non si credeva fosse possibile, perché si pensava ancora che si potesse contenere, e invece questo non è stato possibile. Quindi i paesi più ricchi hanno dato diciamo a noi 5 milioni perché l'Italia era il paese più colpito, però anche ai paesi che erano vicini al Kuwait, in modo da cercare di contenere e di tenerlo probabilmente fuori. Secondo Flash, tema dirimente, le autorizzazioni. Lei in un passaggio del libro scrive: l'8 maggio il documento venne definitivamente approvato e firmato da tutti. Tutti, tutti? L'8 maggio venne approvato da coloro che lo dovevano approvare a Copenaghen, ci sono vari livelli di approvazione quando si fa un documento OMS e in epoca pre-Covid questa autorizzazione era bastante. Per il Covid ne è stata inserita anche un altro livello a Ginevra che noi abbiamo avuto e quella autorizzazione è stata ottenuta l'11 maggio. Adesso qui c'è tutta una polemica, ma no, ma non è vero. No, in realtà è vero perché il chief scientist, cioè lo scienziato capo di Ginevra, ha dato un parere attraverso il suo comitato dove c'è scritto chiaramente approved
quindi approvato, quindi tutte le approvazioni ci sono e questa è una cosa che non è confutabile. C'è soltanto un appunto che però non era condizionante sulla cronologia della pandemia in Cina, il famoso China Box. E di questo ora parliamo subito, perché è il terzo flash che volevo proporle. Lo inquadriamo nelle polemiche più in generale che sono state innescate in questi mesi, in particolare da Ranieri Guerra, veronese, all'epoca direttore generale aggiunto di OMS, impropriamente definito a volte da noi giornalisti il numero 2 dell'organizzazione. Ebbene, Guerra la accusa anche in una memoria difensiva che è stata depositata in procura a Bergamo, dove ricordo è indagato con l'ipotesi di reato di false informazioni ai pubblici ministeri che indagano sulla strage Covid in Val Seriana. Guerra, dicevo, la accusa da un lato di aver lei stesso ritirato il rapporto per aver commesso un errore fattuale in quella China Box che doveva correggere. Dall'altro la accusa poi di non averlo più di fatto rimesso online, cioè in sostanza le scarica addosso la responsabilità di averlo sospeso, di aver poi bloccato tutto proprio per imprecisioni in quel testo. Cosa c'era in quel paragrafo? Innanzitutto vorrei dire che appunto in base alle ricostruzioni così un po' diciamo grottesche contenute nelle memorie di Guerra, allora io avrei fatto un rapporto che è pieno di errori, quindi impubblicabile, avrei pubblicato un rapporto che non era approvato da nessun livello. Dopo il ritiro avrei incolpato uno delle più alte cariche dell'OMS, addirittura scrivendo direttamente al direttore generale, ma se uno fa una cosa del genere immagino che dovrebbe essere fucilato o almeno licenziato il giorno stesso, mentre io non ho mai ricevuto da nessuno dell'OMS formalmente una linea di richiamo di aver fatto qualcosa di sbagliato, quindi insomma c'è qualcosa che non va in questa ricostruzione. Il China Box aveva delle date che noi avevamo preso da fonti interne dell'OMS, quindi non erano date che venivano da Wikipedia o diciamo da fonti esterne, erano fonti OMS che ci dicevano il 31 dicembre c'è stata la segnalazione, la trasmissione da uomo buono è venuta in quel determinato giorno e a Ginevra avevano allertato attenzione perché questa cronologia è molto sensibile e di fatto lo era perché diciamo, il tempo in cui è stata segnalata il passaggio da uomo a uomo è una cosa che è un po' politicizzata, tant'è che alcuni dicono che l'OMS già sapeva della trasmissione da uomo a uomo, questo è importante perché quando avviene quello vuol dire che c'è un potenziale pandemico, già il 31 dicembre e l'avrebbe saputo da Taiwan. Il fatto è che Taiwan non è un paese membro delle Nazioni Unite e dell'OMS, quindi l'OMS ha ignorato anche quella segnalazione. Comunque stando in Cina tutto era legato alle date di questo China Box, che poi dopo noi abbiamo deciso di togliere perché nulla aggiungeva alla storia italiana. Dottor Zambon, glielo chiedo brutalmente, lei si è piegato alla Cina con quella richiesta di ritirare temporaneamente, almeno così sembrava il testo, per togliere quel paragrafo? No, è stata una scelta ben precisa perché è sempre con l'obiettivo primario in testa, quello di aver fatto questo rapporto per aiutare gli altri paesi. Se noi stavamo lì a discutere, ma questa data, ma no, ma forse, ma sì, avremmo almeno perso con l'ufficio legale dell'OMS, che è notoriamente non proprio rapido, almeno 2 settimane. Ogni ora era preziosa in quei giorni, per cui io feci la scelta, questo box aiuta alla comprensione della storia di quello che vogliamo raccontare? No. Uno vuole informazioni sulla Cina, se le va a trovare sul sito dell'OMS, quindi l'abbiamo tolto senza nessun problema perché appunto non aiutava la comprensione del testo. Ben diverse invece erano le altre pressioni che arrivavano sul testo italiano, quello è tutto un altro paio di maniche. Sono cruciali a questo riguardo quei giorni immediatamente precedenti al 13 maggio, cioè la data in cui il rapporto viene almeno per 20 ore reso disponibile online. Nei giorni appunto immediatamente precedenti si intensifica una triangolazione di contatti fra quelle che lei definisce la torre d'Avorio a Copenaghen, la torre di Diamante a Ginevra, sono rispettivamente le sedi Europa e Mondo, diciamo, di OMS, e Roma, dove invece c'è Ranieri Guerra, che in quel momento è una sorta di consigliere speciale, possiamo definirlo Sì. così, di OMS presso il governo italiano in quanto paese in prima linea appunto nell'affrontare la pandemia. Che cosa succede in quei giorni e in quelle ore? Preciso da cronista che il libro, Il pesce piccolo, documentatissimo, riporta con amplissimi virgolettati chat,
su WhatsApp, messaggi, telefonate, email, quindi è tutto documentato. Ce lo può riassumere che cosa accade? Sì, accade che fondamentalmente il testo finale capita nelle mani di Ranieri Guerra, che comunque non era nella linea di approvazione di questo testo, e evidentemente gli cade l'occhio sui primi paragrafi dove si parla del piano pandemico, come si poteva fare un libro del genere senza parlare del piano pandemico, e si diceva che il piano pandemico era vecchio, insomma un pochettino datato, del 2006, e su questo lui interviene dicendo, insomma la mail ormai sono note, tipo non fatemi casino su questo, stiamo per andare sui denti di report, che io non sapevo tra l'altro andasse anche a parlare del piano pandemico quella stessa sera, era l'11 maggio. E pensai inizialmente di aver fatto io un errore, quindi che effettivamente ci fosse sfuggito un piano pandemico, quindi facciamo tutte le verifiche insieme al team e vediamo che non c'è in realtà nessun aggiornamento esistente del piano pandemico, ma di quel piano pandemico del 2006 non è stata cambiata neanche una virgola. Quindi capisco che questa, diciamo, veemente era probabilmente per coprire qualcos'altro, e dato che lui era direttore per la prevenzione in Italia negli anni precedenti al suo incarico OMS, e quindi decido assolutamente di non piegare neanche di una virgola la parte di testo che riguardava quello. Nel frattempo arrivano anche altri commenti, e il rapporto era già stato approvato a tutti i livelli, anche da un'altra italiana che lavora a Copenaghen, che si occupa di comunicazione, commenti che io trovo di una gravità pazzesca, perché dicono no, questo non si può dire, questo è politicamente sensitive, no, non si può dire che la Regione Veneto ha fatto meglio della Lombardia nella prima risposta, no, cioè, è tutto pieno di cose, diciamo, fondamentalmente omissive. Ovviamente commenti rigettati al mittente, e il 13 esce e dopo poche ore il dottor Guerra si dissocia dalla pubblicazione, e poi c'è quel famoso scambio con la consapevole foglia di Fico, dove parla di questa alleanza teoricamente tra Tedros, il direttore generale, il ministro Speranza e lui stesso. E il 14 io ricevo una telefonata da Pechino, dall'ufficio OMS, che dice ritira immediatamente il documento per il discorso della cronologia. Io ritiro il documento per fare questa, diciamo, correzione, nel giro di un paio d'ore era fatta, e nel frattempo ricevo dopo pochi minuti una comunicazione da Copenaghen che mi dice no, non sei più tu a poter riordinare la messa online di questo rapporto, ma adesso lo può decidere soltanto il direttore regionale Hans Kluge. Perché? Perché bisogna sistemare un paio di altre cose. Ecco, all'epoca, un anno fa, io non potevo sapere quali erano queste altre cose. Alla luce delle chat emerse dalla magistratura di Bergamo, oggi le sappiamo. Ha citato Roberto Speranza, il ministro della Salute sapeva o no? Glielo chiedo perché appunto dalle chat emergono questi contatti molto frequenti anche con il capo di gabinetto Zaccardo, appunto del titolare della salute. Al tempo stesso però, se posso permettermi, dottor Zambon, nel momento in cui mi sono occupata di questa vicenda, ho scavato molto tra i documenti, ho avuto l'impressione, mi corregga se sbaglio, di vedere attorno, per esempio al ministro Speranza, ma non solo a lui, delle corti dei miracoli, chiamiamo così, di persone che in qualche maniera si sentono in dovere, forse anche in diritto, di essere più realisti del re, nel senso che usano un sacco di precauzioni nei confronti del potente di turno, in questo caso il ministro, che deve essere messo al riparo, che deve essere da un lato messo al corrente, però non si capisce bene fino a che punto sapesse. È così? Sì, diciamo che questa è una domanda difficile da rispondere quanto il ministro sapesse in quei giorni. Dunque, per quello che ne so io, lui doveva essere informato da Guerra, infatti un mese prima della pubblicazione, il 14 aprile, inoltrai un indice molto dettagliato della pubblicazione dicendo quali erano i contenuti. E per me la cosa doveva essere finita lì, perché il ministro non avrebbe dovuto vedere il testo finale, perché sennò se i commenti di smussare il testo c'erano arrivati all'interno dell'OMS da un'italiana, cosa potevamo pensare che il ministro, il ministero non limasse alcune cose che magari erano un pochettino scomode, insomma questo sarebbe stato difficile immaginarlo. Che il capo di gabinetto comunque sapesse era evidente, e anche qualcuno dovrebbe spiegare invece che girare sempre attorno alla cosa, perché Zaccardi, il capo di gabinetto, a un certo punto dice vediamo se riusciamo a farlo morire il rapporto. Allora, o il capo di gabinetto agisce di sua sponte senza riferire al ministro, e allora lì magari forse ci sono dei problemi di qualche tipo, oppure ne agisce insieme al ministro, e quindi il ministro
quando dice che non c'è stata nessuna interferenza con il governo, insomma forse non è così, non lo so. Questa è una cosa che va chiarita tra Zaccardi e il Ministro. Ricordo che al riguardo il Ministro, sia in trasmissioni televisive ma anche nell'Aula del Senato, ha negato di essere stato al corrente, se non genericamente, della pubblicazione avvenuta. Sì, il Ministro ha detto che gli attori protagonisti di questa storia in Senato erano tutti concordi nel dire che la pubblicazione è stata ritirata su spontanea decisione dell'OMS. Ecco, non è vero, innanzitutto perché tra gli attori protagonisti ci sono anche gli autori del rapporto, che ovviamente hanno una visione diversa. E quello che è certo è che non è stata una decisione spontanea quella dell'OMS di ritirare il rapporto, questo lo sappiamo per certo. Presidente Ciambetti. Sì, anche perché appunto leggendo almeno gli stralci che sono usciti dal Procura di Bergamo mi sembra che proprio, come hai appena detto, il capo di gabinetto del Ministro si sia attivato in maniera pesante in quei giorni. Io posso farti una domanda, fare una domanda diciamo magari più generale. Il piano pandemico non è stato aggiornato. Io ho frequentato la conferenza Stato-Regioni dal 2010 al 2015 e in particolare dal 2012 con il governo Monti la sanità era diventata una specie di bersaglio, una specie di bancomat al quale prelevare risorse per altre esigenze andando a limitare appunto quello che era la sanità italiana e che comunque era sempre stata ai massimi livelli anche di qualità in tutte le graduatorie internazionali, ma appunto dal 2012 in poi i governi Monti, il governo Letta, il governo Renzi hanno sempre utilizzato diciamo, il volume della sanità in maniera anche mediaticamente importante. Ricordo che ad esempio nel 2012 noi avevamo come Sistema Italia 12,5 terapie intensive ogni 100.000 abitanti contro le 29 della Germania, le 21 dell'Austria e siamo arrivati nel 2020 che avevamo 8,50 terapie intensive ogni 100.000 abitanti. Quel clima che si è instaurato in quegli anni, secondo lei, ha impoverito un po' la nostra sanità e magari appunto invece di aggiornare i piani pandemici era considerato solo un obiettivo al quale togliere risorse per girarle in altre realtà del Paese? So che è una domanda un po' fuori dal libro, ma dal suo osservatorio, dal suo punto di vista, se questa cosa per la sanità italiana è stato un problema oppure no? No, io credo senz'altro di sì, cioè questi tagli diciamo che emergevano dalla spaventosa crisi finanziaria, no? dal 2008 in poi. E diciamo che adesso è noto che questi tagli di austerity diciamo, sulla sanità hanno prodotto più danni che benefici, questo ci sono anche studi scientifici che lo valutano e possiamo anche dire che adesso affronteremo un'altra crisi spaventosa, no? Che sarà ben peggiore di quella del 2008, anche con questo periodo di recessione. E sappiamo già che invece la risposta sarà opposta a quella dei tagli, no? Perché abbiamo capito che se invece non si investe nella salute, la salute è un prerequisito per la produttività del paese e non è qualcosa che viaggia su un binario parallelo, ma la salute si interseca con il settore dell'agricoltura, dell'economia, del turismo, dei trasporti. Quindi credo che diciamo, ecco, di questi ultimi 10 anni, con questi tagli che ci sono stati, dobbiamo apprenderne la lezione che probabilmente non è stata una buona idea e soprattutto diciamo che poiché appunto i sistemi regionali possono decidere in maniera abbastanza autonoma, una regione Veneto per esempio che ha disinvestito meno nel territorio, e questo è un dato di fatto, è per questo che la prima risposta al Covid è stata migliore rispetto ad altre regioni che hanno invece investito molto di più sugli ospedali. Questa è una cosa importante dire e non è un giudizio sull'operato del Veneto o meno, ma è un dato di fatto, infatti lo ripetiamo noi nel libro che è stato censurato perché
è riportato da studi scientifici. Bisognava dire agli altri stati: guardate che il virus si combatte nel territorio, quando arriva negli ospedali è già troppo tardi. La salute non ha prezzo, però la sanità è sicuramente un costo. I soldi pubblici vanno sempre spesi bene, semmai sono appunto da colpire quelle sacche di inefficienza e mettere in evidenza rispetto alle cose che funzionano. E come diceva lei, la sanità del territorio, glielo dico perché ho appena fatto un parere in comitato delle regioni sulla appunto salute dell'Unione Europea post-Covid, proprio la sanità del territorio, come l'abbiamo gestita in Veneto, è stata una delle attenzioni maggiori che i colleghi di altre regioni d'Europa mi hanno chiesto appunto in questi mesi di elaborazione del parere. E, ecco, l'OMS potrebbe appunto essere utile e doveva esserlo appunto col suo rapporto nel trasmettere alle altre realtà internazionali rispetto appunto a quello che è avvenuto in Italia, per come si sono gestite specialmente le prime fasi, anche quando, mi permetto di dire, Luca Zaia scelse controcorrente di fare tamponi in maniera importante, cosa che venne subito messa all'indice, in particolare da qualche ministero a Roma, è una cosa che invece poi è diventata patrimonio comune, anche l'OMS lo disse qualche settimana dopo, Teodor mi pare a fine marzo la diede come modalità operativa utile, ma appunto è perché probabilmente avendo delle antenne presenti e antenne di qualità sul territorio abbiamo visto prima di altri cosa poteva essere utile rispetto ad altro. Sì, sicuramente. Tra l'altro questo tema, e chiudo su questo, è veramente importante della medicina del territorio, e per fortuna abbiamo ben appreso la lezione, perché nel piano nazionale di rilancio e resilienza del Paese, per spendere, insomma per investire più che spendere questa pioggia di miliardi, nel pilastro della salute la medicina territoriale ha un'importanza fondamentale. E non soltanto medicina territoriale, ma io credo che anche sia necessario investire sulle persone, cioè quindi su una maggiore capacità di alfabetizzazione delle persone nelle proprie scelte di salute. Ecco, questo credo che sia un passo ancora successivo. Torniamo al libro, dottor Zamboni, il clima di veleni e pressioni che lei denuncia. Ci fa capire il tenore di quelle intimidazioni, chiamiamole col loro nome. Per esempio, c'è una mail che fa riferimento al futuro della sede OMS di Venezia, che in quei giorni così cruciali, in quelle ore così delicate, le viene velatamente, ma forse neanche troppo larvatamente, fatto capire che se lei non ritira il rapporto o comunque non si piega alle richieste di correzione e di modifica, un finanziamento è a rischio. Sì, infatti questa potrebbe essere benissimo letta come una ritorsione, dato che l'ufficio di Venezia era il posto dove io lavoravo e non avrei mai pensato all'epoca che non ci avrei lavorato più. E si facevano anche un po' di confusione, perché non era nelle sue mani decidere o meno se l'ufficio di Venezia doveva essere rinnovato il finanziamento, ma il finanziamento dell'ufficio di Venezia è in parte con la Regione Veneto e in parte con il Ministero della Salute attraverso un canale completamente diverso, quindi era una frase un pochettino fuori posto. Altri episodi che invece le sono pesati molto, il clima di isolamento, per esempio, che lei ha vissuto? Sì, diciamo che il clima di isolamento è stato pesantissimo, soprattutto quando, diciamo, il rapporto censurato è riemerso con l'articolo del Guardian penso fosse 13 agosto, sì, perché era appena prima di Ferragosto. Ricordo, veramente lo descrivo anche nel libro, come un po' uno shock, perché qualcuno, il Guardian, voglio dire, che è la voce che ha fatto ritirare articoli anche all'Lancet, ricordiamo tutto il caso dell'idrossiclorochina, il Guardian si muove per scrivere una cosa del genere, ho detto adesso viene fuori il putiferio, invece tutto di nuovo rinsabbiato, poi riesplode dopo un mese con la conferenza stampa di Noi denunceremo, che presentano questo rapporto alla magistratura, e lì viene fuori di nuovo tutto, poi dopo cominciano le puntate di report, se ne occupa la stampa nazionale e internazionale. Su questa cosa, diciamo, l'apice si è raggiunto credo a dicembre, quando il Guardian ha pubblicato un articolo l'11 dicembre dove dice fondamentalmente che l'OMS ha fatto una cospirazione con il governo italiano per il ritiro di questo rapporto. Ed è una cosa molto grave, ovviamente. Non è tanto, e qui si esce dal discorso dell'Italia, ma si esce dal fatto che se l'OMS è in grado di fare questo con un paese come l'Italia, allora cosa può fare in un paese come la Cina? Poi Questo ci è importante capirlo, perché
Come dice, e questo vorrei fare questo collegamento, un rapporto indipendente che è stato scritto cioè è stato presentato una settimana fa dal ex premier della Nuova Zelanda e dall'ex premio Nobel della Liberia, un rapporto indipendente che valuta l'operato dell'OMS e di altri organismi internazionali sulla gestione Covid di quest'ultimo anno, dice fondamentalmente che appunto l'OMS manca di indipendenza. Il titolo del rapporto è Make it the last pandemic, cioè facciamo in modo che questa sia l'ultima pandemia. Ecco, secondo me manca un aggettivo, facciamo in modo che sia l'ultima catastrofica pandemia, perché sul fatto che ci siano pandemie dobbiamo mettercela via, è una cosa che succederà, ma comunque non saranno certamente catastrofiche come queste se saremo in grado di fare tesoro di quello che abbiamo fatto bene e anche di quello che abbiamo fatto male. Le faccio una domanda volutamente provocatoria a questo proposito. Questo rapporto, che è uscito appunto una settimana fa, è stato redatto appunto da una commissione di esperti indipendenti, però è stato commissionato da OMS. Non è che l'organizzazione volesse dimostrare così che il problema era lei, Zambon, nel precedente rapporto, mentre loro non hanno assolutamente nessuna volontà censoria nei confronti degli esperti? No, il rapporto è stato chiesto dai 194 stati che compongono l'OMS al maggio del 2020, perché già dopo pochi mesi di gestione dell'OMS molti stati si lamentavano, ma qui c'è qualcosa che non va sulla gestione dell'OMS sul Covid. Quindi è stata istituita questa commissione che formalmente è stata nominata da Tedros, direttore generale, per i primi due, per questi diciamo presidenti della commissione, poi dopo loro hanno nominato altri esperti. E posso assicurare che, diciamo, se l'intento era quello di tenere il rapporto dentro l'OMS, questo rapporto va giù veramente pesante, sia come linguaggio che come raccomandazioni, ed è un rapporto molto importante perché dice che praticamente il sistema di segnalazione, cioè del regolamento sanitario internazionale, che è quello che ci consente di dire c'è un nuovo virus nel paese XY, va completamente ridisegnato. Ecco, questa è una cosa fondamentale, bisogna metterci le mani. Mi pare, per quello che ho letto io appunto del rapporto di una settimana fa, la vostra relazione, il vostro rapporto era assolutamente premonitore di quello che stava avvenendo, ma soprattutto mi pare che il rapporto indipendente sia in scia a quanto avevate scritto voi appunto già nel maggio 2020. Sì, assolutamente, infatti sono rimasto anche molto contento di vedere l'editoriale del Corriere della Sera, mi pare fosse il lunedì, di Mieli, dove mette proprio in relazione le cose, cioè quelle che racconto in questo libro e quello che c'è scritto nel rapporto indipendente, perché fondamentalmente i messaggi sono convergenti. E non è un dettaglio quello di fare in modo che l'OMS sia più trasparente, più indipendente, perché l'OMS siamo noi. Il fatto che l'OMS si posizioni come un ente nell'iperspazio intoccabile è una sua scelta, quella di fare in modo proprio che comunque, come anche questa storia dimostra, io cerco di far breccia nell'OMS e non ci riesco, cioè non rispondono neanche gli avvocati, per dire. Ma l'OMS siamo noi e noi attraverso chi ci rappresenta, che in questo caso è il Ministro della Salute, che parteciperà la prossima settimana all'Assemblea Mondiale della Salute. Poi ci arriviamo, volevo solo chiudere il capitolo e poi so che ci sono anche delle domande che sono arrivate tramite la diretta. Il capitolo, dicevo, delle intimidazioni, le pressioni, l'isolamento, francamente il mobbing, la mancata protezione in quanto whistleblower, quindi segnalatore di illeciti all'interno di un'organizzazione che per legge dovrebbe ricevere tutela e invece non ha avuto alcuna protezione. Tutto questo è al centro di una causa che lei ora ha intentato con l'avvocato Vittorio D'Acquarone direttamente a Ginevra. Sì, esatto, è una causa che bisogna fare presso l'ente, quindi in Svizzera, e tra l'altro chi valuta gli atti della causa, uno ci si aspetterebbe, vabbè, sarà senz'altro un ente esterno che li valuta, invece è l'OMS, sia nel primo che nel secondo grado, quindi diciamo che tutti gli avvocati con cui ne abbiamo consultati tanti, insieme all'avvocato D'Acquarone, ci dicono guardate che comunque i primi due gradi non sono indipendenti, soltanto un terzo è al Tribunale Internazionale del Lavoro, l'ILO a Ginevra, ma ci vorranno degli anni per arrivare a questo. Io non volevo fare causa, perché quando mi sono dimesso ho detto adesso anche basta. Quando sono uscite le chat ho detto adesso anche basta, cioè un'altra volta, però nel senso opposto, perché non è possibile, perché quando loro hanno accettato le mie dimissioni erano già a conoscenza delle chat, perché la rogatoria è dell'8 marzo e quindi non avrebbero dovuto accettarle. E allora ho detto, mi sono un po' impuntato, il pesce piccolo è anche capace di impuntarsi.
Il pesce piccolo, tra l'altro, ha ricevuto, mi pare, anche l'annuncio di assistenza legale da parte di Transparency International. Sì, sono stato direttamente contattato da Transparency International, che è questa organizzazione enorme mondiale sull'anticorruzione, e la cosa mi ha fatto molto piacere. Sì, quindi anche loro si muoveranno per fare qualcosa e anche per dare un segnale chiaro, credo, all'OMS, dicendo questo tipo di meccanismo, quindi di non riconoscere me come whistleblower, quindi colui che lancia, diciamo, l'allarme all'interno dell'organizzazione, non favorisce un clima trasparente all'interno delle Nazioni Unite, ma anzi un clima un po' omertoso, e questo è molto pericoloso. Alleggeriamo un attimo prima di dare spazio alla domanda. Sto osservando la sua camicia, dottor Sì, Zambon. non è a fiori. Sobria, non è a fiori. Ecco, c'è un capitolo di questo libro che è dedicato a una camicia a fiori che questo medico indossò una mattina in cui, Sì, ignaro, scese da casa convinto di andare solo a bersi il sì, caffè che gli dà la sveglia, come a molti di noi, la mattina. Quella camicia a fiori, oltre che motivo di imbarazzo e ironie per 1 anno e 3 mesi, appunto, giù di lì, è stata anche, come dire, la metafora tessile di un'imboscata televisiva. sì, C'era una troupe di report ad sì, attenderla quella esatto. mattina. No, Dà no, il senso un po' dell'impatto, no? Shock sì. anche sul piano mediatico che questa vicenda ha avuto su di lei. Non era sicuramente abituato, appunto, ad avere questo tipo di attenzioni. C'è addirittura un passaggio del libro, al di là delle ironie, in cui lei dice: a un certo punto ho perfino dubitato di me stesso, nel senso che stava vivendo una vicenda talmente pesante e incredibile che le è venuto addirittura da mettersi in discussione: ma mi sta davvero succedendo? Ma è possibile che questo accada? Sì, Questa è una cosa che mi ha molto colpita, perché trovo molto grave che si arrivi addirittura a ad automettersi in croce e in dubbio di fronte a sì, questa gravità. purtroppo questo è successo. Beh, sulla camicia a fiori vorrei dire che non era proprio una camicia a fiori hawaiani, insomma, se no sembra che io vada in ufficio con queste cose, con le palme. No, Ridimensioniamo. era un fiore, insomma, un pochettino abbastanza discreto, e comunque la cosa che faceva più colore era che questo agguato, diciamo, veniva proprio sotto casa mia. Io ho avuto, sotto c'è un negozio di caramelle fosforescenti, insomma, quindi era abbastanza un po' così surreale la scena di per sé. È proprio vero, comunque, dopo tanti mesi, io ho cominciato tanti mesi di negazione da parte dell'OMS, che ovviamente diceva così per difendere se stessa, perché io andavo al cuore dell'OMS, quindi andavo direttamente al suo direttore generale, accusando di tutta una serie di cose che poi adesso invece, per fortuna, diciamo, sono note. Ma quando uno continua a negare, comincia a diffamarti sistematicamente, dici: ma è proprio il meccanismo che scatta nel whistleblower, cioè non è che ti domandi o dubiti, ma anche forse ti penti, non so, ti dici: ma valeva la pena di fare tutto questo? Ha fatto la cosa giusta? È giusta per chi? Alla fine io credo di sì, anche se mi è costata molto cara, ma appunto io vedo questa in un'ottica che va al di fuori del pesce piccolo Francesco Zambon, ma io spero che questo venga visto in una maniera costruttiva. Io invece, e non è una domanda, ma non è una mia considerazione, per come conosco io Francesco Zabò, e abbiamo avuto un incontro qualche settimana fa, veramente è uno che si mette sempre in discussione. Ripeto, una mia considerazione, non voglio repliche da parte sua. Non ha la verità in tasca, però è anche una persona che approfondisce le cose, e quando è convinto di aver ragione ha anche una determinazione che non traspare dai suoi modi gentili e dal suo porsi. Però è veramente una persona che si mette sempre in discussione e che nel suo ragionare si domanda: ho fatto bene, ho fatto male, è giusto o non è giusto? Però ripeto, anche quando ha raggiunto la convinzione di aver fatto qualcosa di giusto, ha una forza e un modo di lavorare assolutamente incredibile. Ci sono domande? Sì, allora cediamo il microfono. Grazie. Allora, dottore, ci sono 2 domande. Uno, le chiedono se pensa che il suo rapporto avrebbe potuto salvare delle vite. Questa è una domanda che mi fanno spesso e a cui francamente io credo che sia onesto non dare una risposta secca, nel senso che è impossibile sapere se... Io credo che avrebbe aiutato, certamente,
ma dire che avrebbe salvato vite, io credo di sì, ma quantificare o dire, cioè, sono tutti gli scenari che quindi secondo me è meglio neanche diciamo, sviluppare di più. Sicuramente l'intento era quello, ecco. Laura Berlinghieri del Mattino invece le chiede se le risulta che il dottor Chesanti non abbia presentato al CTS la relazione sul secondo giro completo di tamponi con un'operazione finanziata dalla Regione per 150.000 euro, nonostante il CTS gliel'avesse richiesta. Ma io sì, ho cominciato a far parte del CTS nel marzo. Io mi ricordo che abbiamo visto senz'altro abbiamo discusso di questa cosa che era relativamente a se estendere o meno i tamponi con una specie di screening di massa, che era una cosa che non era mai stata fatta prima da nessuna parte, e mi ricordo che si è discusso, diciamo, di questi dati, però io non li ho mai visti, cioè li ho visti poi dopo quando sono stati pubblicati nell'articolo, credo che sia nato su Nature quell'articolo. Altre domande da parte dei colleghi? Nessuno? Grazie, dottor Zambon. Lei citava in precedenza questa Assemblea Mondiale della Sanità che è in programma dal 24 di maggio a Ginevra. È un appuntamento che dovrà fare il punto sulle strategie, la politica finanziaria, l'organizzazione, le progettualità. Mi pare di capire anche da quello che ho letto sulla stampa di settore e anche svizzera che ci sia comunque l'orientamento di parlare del futuro di OMS e della necessità di una sua riforma. Forse ha Sì. atteso anche un suo editoriale in quell'occasione? Sì, per non farmi mancare niente, ho scritto un editoriale che comparirà nel giornale Le Temps, che è molto letto a Ginevra, ed è proprio sul discorso, cioè parte da quello che è successo in Italia con questo rapporto censurato, però va invece al cuore del problema, cioè è una specie di invito per i governi che si ritroveranno virtualmente a Ginevra a discutere dell'OMS di non ignorare la cosa. Infatti dico che i ministri che sono lì riuniti dovranno fare una scelta, cioè se decidere di considerare il problema o di non vederlo, però è una scelta sia l'una che l'altra, anche quella di non parlarne, ed è una scelta di cui devono essere responsabili nei confronti dei cittadini che rappresentano. Sicuramente il rapporto dell'Independent Panel, questo scritto guidato dal premio Nobel, verrà molto discusso e tra l'altro quelli dell'Independent Panel sono a conoscenza di quanto è successo in Italia perché hanno lavorato in un modo che hanno raccolto anche contributi che venivano un po' da tutto il mondo su gestione, cosa era andato bene e cosa era andato male, e qualcuno, non io devo dire questa volta, ha mandato anche tutto il materiale relativo alla vicenda italiana e infatti molte delle raccomandazioni sembrano proprio tagliate in base a quello che questa storia ci può insegnare. È un'occasione importante e io spero che la stampa ne parli la prossima settimana, non del mio caso, del pesce piccolo, ma che parli, che usi questa opportunità, perché l'anno prossimo sarà l'anno in cui ci sarà l'elezione del nuovo direttore generale, quindi il focus sarà completamente un altro. Quest'anno dobbiamo, invece che stiamo uscendo per fortuna dal Covid, dobbiamo invece interrogarci come possiamo usare questa catastrofe, che viene chiamata nel rapporto indipendente Chernobyl del XXI secolo, quindi se non è un nome che danno loro, proprio la chiamano la Chernobyl del XXI secolo, come dal Chernobyl, che tra l'altro io ne parlo perché sono stato proprio a Chernobyl diversi anni fa, come da lì si è imparato tutta una serie di altre cose sulla gestione anche delle catastrofi nucleari radioattive e così via, anche da questo problema enorme dobbiamo senz'altro utilizzarlo come un'opportunità. Cioè è facilissimo criticare, puntare il dito, ma dobbiamo anche cercare di fare un piccolo passo oltre. Lei per OMS invoca appunto trasparenza e indipendenza. Come potrà essere possibile questo alla luce del fatto che appunto i vertici dell'organizzazione poi vengono eletti dai paesi? Banalizzo, ma credo sia la sostanza del tema. C'è bisogno dei voti dei governi. Sì, infatti uno dei capitoli del libro del pesce piccolo si chiama proprio Un favore a me, un favore a te.
perché per come è adesso il direttore generale regionale per essere eletti devono avere i voti e quindi chiaramente uno va in campagna elettorale, in qualche modo visita tutti i paesi per sapere quali sono le esigenze di salute di quel paese, ma anche evidentemente per chiederne il voto, e quando uno ti dà il voto magari vuoi fare qualcosa in cambio. Questo di lavorare su come viene eletto il direttore generale regionale può essere sicuramente uno spunto di riflessione. Un altro riguarda il finanziamento dell'OMS. Al momento il budget dell'OMS è soltanto il 20% del budget viene da contribuzioni obbligatorie dei paesi, il 20%, un quinto. 4 quinti vengono da privati o fondazioni pubblico-private, la più grande delle quali è la fondazione Bill e Melinda Gates, non so se cambierà nome dopo i recenti sviluppi, comunque da sola da più del 12%, quindi gli stati danno 20, Bill Gates ne dà 12. Come si può pensare che l'operato dell'OMS non sia in qualche modo spostato a favore dell'80% per avere più soldi? Teoricamente per fare una donazione, la donazione comunque, il fondo deve aderire al programma dell'OMS, ma comunque insomma magari ovviamente chi dà i soldi insomma cerca un po' di guidare, no? le azioni che verranno fatte. Quindi quello di finanziamento e l'elezione, cioè di come viene governata l'OMS, sono due cose su cui sicuramente lavorare. Ci avviamo alla chiusura. Dottor Zambon, lei si è dimesso da OMS, che cosa farà adesso, una volta che sopravvive ovviamente a questa tempesta anche mediatica che la sta impegnando molto? Innanzitutto l'obiettivo primario è sopravvivere e poi adesso mi sto dedicando appunto alla promozione del libro, non tanto per il libro in sé, ma per cercare di far passare questi messaggi che do nel libro. E poi a me piacerebbe occuparmi sempre di sanità pubblica. All'inizio, quando mi sono dimesso, ho detto basta, vado a fare qualcosa di completamente diverso, ma dopo ho detto no, sanità pubblica con un taglio più sul management, e anche che mi dia la possibilità di mettere in luce un po' la parte più creativa, perché io sono sì medico, però prima mi sono diplomato in pianoforte, la mia prima educazione è stata quella musicale, ed è una passione che ho sempre conservato, per l'altro emerge molto nel libro, quindi mi piacerebbe mettere insieme creatività, innovazione, managerialità e ovviamente sanità pubblica. C'è un finale in musica che lei consegna appunto alla parte finale del libro, ce la vuole regalare? Sono 2 finali in musica, nella parte che si chiama Requiem Aeternam, sono 2 dedicati, uno alle persone che non ci sono più, quindi a tutti i morti, e un altro invece alle persone che rimangono. Alle persone che non ci sono più, io idealmente dedico l'addio del passato, della Traviata, che insomma qui in Fenice abbiamo la possibilità di sentirla tante volte, che è un pezzo bellissimo alla fine dell'opera, quando lei si rende conto che sta morendo e si rende conto anche che muore da sola. Infatti dice: non ci saranno fiori, non ci sarà una lapide con il mio nome che coprirà il mio corpo. Ed è veramente una bellissima, un bellissimo testo e una melodia fantastica. E ho voluto pensare a questo perché i morti sono morti da soli, purtroppo i morti di Covid. E questa è una cosa nuova, diciamo, no? Nella storia della malattia che abbiamo recente. E l'altro pezzo invece è lo Stabat Mater di Dvorak, che è un pezzo molto bello, bellissimo, molto intenso, con coro, solisti, orchestra, e alla fine c'è la parte finale del coro che è proprio come un imperativo, ordina l'apertura delle porte del paradiso e dice: quando questo corpo morirà fai in modo che sia donata la gloria del paradiso. Ed è veramente un pezzo emozionantissimo, fortissimo, suona proprio come un imperativo, e questo finisco il libro dicendo il dolore si trasforma in una luminosa speranza con la S minuscola, e rimane infatti così. Questo è quello che credo che sia. E per questo luminoso esempio di uomo e di medico in questi tempi così cupi, io ringrazio Francesco Zambone, il suo Il pesce piccolo, una storia di virus e segreti. Feltrinelli, segnalo che i diritti d'autore verranno devoluti all'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Venezia. Grazie dottor Zambone, grazie a Roberto Ciambetti e al Consiglio regionale per questo evento. No, ringrazio io voi veramente per questa giornata. Ringrazio Angela Pederiva per come ha anche seguito questa vicenda. Penso che
gli articoli di Angela veramente hanno scavato e portato alla luce cose che appunto non erano facilmente comprensibili nell'immediatezza. Ringrazio il professionista Francesco Zambon per il lavoro che ha fatto in questi anni all'OMS, per il rapporto che, anche se cancellato, è comunque servito perché comunque era disponibile, diciamo non direttamente sul sito, ma ha circolato fra realtà a livello internazionale, e forse qualcuno ha colto delle notizie e delle modalità di approccio che sono servite a gestire al meglio in qualche altro paese appunto la pandemia. Ringrazio l'uomo Francesco Zambon perché, come ho detto prima, è una persona di una forza e di una lucidità veramente importante, e mi auguro e spero che appunto il successo che sta avendo il libro serva veramente a cambiare le cose nel prossimo futuro, perché come diceva l'OMS siamo tutti noi, la salute penso è la cosa primaria a cui ogni essere umano aspira e ha bisogno, e deve esserci un'organizzazione che veramente aiuta e ha a cuore la salute di tutte le persone e non magari mette davanti qualche equilibrio politico o qualche situazione, chiamiamola, di geopolitica internazionale rispetto appunto al core business che dovrebbe essere appunto l'OMS, la salute dei cittadini. Quindi veramente grazie per il lavoro e per il libro che ha appena fatto. Grazie davvero, grazie. Grazie. Per l'intervista mettilo sì che è brutto.